Buonasera a tutti e a tutte e ben ritrovati al Teatro a casa tua, questa prima puntata della seconda stagione della nostra rubrica dedicata ai protagonisti e alle protagoniste della scena. Siamo veramente molto felici di riaprire le porte di casa e soprattutto quelle dei teatri. Proprio in questi giorni infatti sono partite le stagioni 2021-2022 del circuito ERT che abbiamo voluto legare dal Claim insieme a teatro e insieme continueremo anche questa rubrica che ci permette di conoscere e di presentare gli spettacoli e ascoltarli direttamente dalle vive voci dei protagonisti e delle protagoniste. Diamo subito dunque il benvenuto alla nostra ospite di oggi, prima ospite della stagione, un graditissimo ritorno in Friuli Venezia Giulia, diamo il benvenuto a Lella Costa. Grazie, grazie. Devo dire che è graditissimo anche per me e non soltanto perché appunto, come dicevi giustamente, finalmente possiamo riparlare di teatri pieni, di persone che si rincontrano, ma proprio perché io con la vostra regione ho un legame profondo perché tanti anni che ci vengo e quindi sono particolarmente felice che ricominciamo da qui. Ecco. Ed è un ritorno, cioè possiamo subito dirlo al nostro pubblico, con tanti spettacoli e tante date, lo possiamo anticipare, ci sarà appunto Intelletto d'amore Dante e le donne, che è il primo, ma poi tornerà in Friuli anche con La vedova Socrate e con Se non posso ballare non è la mia rivoluzione. Come ti senti a questo ritorno in Friuli e appunto ci dici di più del tuo rapporto col nostro pubblico? Allora, io credo che si rischi sempre un po' la piaggeria, no, che suoni che rischi di sembrare un po' fasullo o un po' retorico, ma io davvero ho sempre avuto una tale accoglienza, un tale affetto da parte del pubblico del Friuli che mi sembra non so neanche se me lo merito, ma insomma sono felice di ritrovarlo. Credo che sia un pubblico, nonostante la fama di pubblico difficile, che è una cosa positiva, non è una cosa negativa. Secondo me è sacrosanto che il pubblico esprima dei pareri, delle preferenze, un giudizio. Però io l'ho sempre trovato anche molto, molto rispettoso, innanzitutto, e molto affettuoso. E credo che nasca forse dal fatto che, come dire, mi riconoscono come persona di teatro che davvero fa praticamente questo mestiere solo declinandolo a teatro. Credo che sia qualcosa che si riconosce, soprattutto in tempi in cui la presenza, la condivisione, l'essere insieme dal vivo ci è stato negato e quindi conto di ritrovare questa intesa appunto venendo da voi. Dunque, ricordiamolo appunto, Intelletto d'amore è il primo spettacolo che vedremo in scena, le date sono l'11 novembre a Premariacco, il 17 e il 18 novembre a Sacile e il 21 novembre a San Vito al Tagliamento. Si tratta appunto di uno spettacolo che è scritto insieme a Gabriele Vacis che pone sotto i riflettori le donne dell'opera dantesca. Ci puoi raccontare com'è nato lo spettacolo? Allora, lo spettacolo è nato ovviamente nel clima dall'idea di celebrare il 700° anniversario della morte di Dante, che come sappiamo ricorre quest'anno. Tant'è che con Gabriele Vacis, ve lo dico in confidenza, lì per lì quando ce l'hanno proposto abbiamo detto ma no, chiunque farà reading danteschi, spettacoli su Dante. Poi invece ci è venuta questa idea, è venuta Gabriele, devo dire, di legare, cioè di non fare una generica lettura d'Antis, ma di legarlo a un tema e a uno sguardo che non è tanto, è anche diventato, come dire, la narrazione di Dante fatta da alcune donne, ma è anche e soprattutto lo sguardo di Dante sulle donne. E infatti, non a caso, il titolo che abbiamo dato allo spettacolo e anche al libro che poi ne è stato tratto, è stato Intelletto d'amore. Intelletto d'amore è l'incipit di una meravigliosa canzone che sta nella Vita Nova, in cui Dante dice appunto donne che avete intelletto d'amore, come riconoscendo al femminile una qualità che è quella del sapere conoscere i meccanismi dell'amore, che non è per gli stilnovisti, quale Dante sicuramente in quell'epoca era, non è una cosa che sminuisce, non è come magari invece è successo nei tempi successivi, vabbè, voi vi occupate di sentimenti, voi donne, come se fosse una cosa da meno, in realtà è una cosa di più. E questa attenzione di Dante alle figure femminili, al femminile, alla potenza del femminile, al fatto che è una donna, Beatrice, che lo accompagna in paradiso, quindi che lo accompagna alla meta, che lo accompagna nel luogo che a lui è ovviamente più caro, no? Da un punto di vista morale, religioso, è, come si dice oggi, tanta roba. Quindi abbiamo pensato di andare a trovare 4 figure femminili, 2 della vita, diciamo, vera e 2 invece della vita poetica, quindi
personaggi della commedia, che sono la moglie, Gemma Donati, di cui nessuno sa nulla, perché Dante si è ben guardato dal nominarla, ma che probabilmente è stata sua complice, addirittura sua coautrice nelle rime, proprio per questa straordinaria sensibilità nei confronti del femminile che Dante dimostra, ovviamente Beatrice, Francesca da Rimini e Taide, che compare solo in 2 terzine terribili, descritta con una ferocia inaudita alla chiusura del 18° canto dell'Inferno, e in realtà non dovrebbe stare lì, perché in realtà la vera storia di Taide, che probabilmente Dante non conosceva, essendo una commedia di Terenzio, quindi parliamo di 150 anni prima di Cristo, per sentito dire l'ha ficcata in un girone tremendo dove lei davvero non meritava di stare. E quindi raccontiamo la storia di un personaggio femminile forse minore, ma di cui ci colpisce proprio l'incongruenza della collocazione. Dunque sì, sono 4 donne non scontate legate a Dante, sono 4 donne la cui storia, diciamo, diventa protagonista a teatro. Dal tuo punto di vista, appunto, della questione del femminile, è un tema che va affrontato a teatro oggi? Cioè è una priorità secondo te? Allora, diciamo che io me ne sono un po' sempre occupata, nel senso che il punto di vista delle donne, mi è sempre stato a cuore, anche, come dire, per una scelta biografica istintiva, ma ho sempre pensato che fosse importante parlarne. Credo che il teatro abbia una qualità che, forse altri mezzi non hanno, e cioè quella di essere qualcosa che avviene appunto dal vivo, qui e ora. E quindi quello che succede ogni sera tra quel pubblico e chi sta sul palcoscenico non si ripeterà mai più. Quindi questa unicità è preziosa, va salvaguardata e soprattutto va, se uno vuole, non è obbligatorio, può essere usata per non per mandare i messaggi o fare i proclami, che proprio non è il nostro mestiere, ma magari per metterci dentro delle cose che arrivano in modo diverso. Quindi parlare per esempio di Dante e delle donne, ma in generale del femminile, anche con molta ironia, con la consapevolezza che è soltanto con come dire, cogliendo tutte le sfaccettature della questione, potremo forse andare avanti meglio, e soprattutto mai escludendo gli uomini, ma coinvolgendoli, perché se non lo facciamo insieme non andremo mai da nessuna parte, no? Se vogliamo davvero soprattutto cercare di eliminare alla radice quelle che sono le intollerabili violenze che le donne, ahimè, subiscono tutti i giorni, bisogna per forza farlo insieme questo passaggio. Crediamo che raccontare sia un bel modo, perché le cose te le ricordi, ti colpiscono veramente, o se succedono a te e non ce lo auguriamo, oppure se qualcuno davvero si assume l'onore e l'onere di comporlo in un racconto. Ti ricordi il racconto, ti ricordi la forma. Quando forma e sostanza coincidono, allora magari si riesce a fare anche qualcosa di utile e di importante. Sì, di lasciare un segno poi nello spettatore, e questo il teatro aiuta, perché il racconto prende vita in un certo Sì. senso di fronte a te sul palco. E delle donne, anche qui delle donne un po' sorprendenti e inedite, sono protagoniste anche degli altri spettacoli tuoi che vedremo in regione. Anche qui ricordiamo brevemente le date, si tratta dell'anno prossimo, ma il pubblico può È prepararsi. vicino, è vicino. No, quindi avremo La vedova Socrate a Lignano Sabbiadoro il 21 gennaio, e Se non posso ballare non è la mia rivoluzione, con 2 date al Teatro Comunale di Monfalcone il 15 e il 16 marzo. Puoi dirci 2 parole anche su questi altri 2 spettacoli? Sai, il problema sono le 2 parole, perché io sono tendenzialmente prolissa, poi mi appassiona talmente tanto il mio mestiere che, vabbè, comunque, La vedova Socrate è stato un regalo, che mi ha molto emozionato e commosso, che Franca Valeri mi ha voluto fare quando nel 2019 mi ha chiamato e mi ha detto, col suo inimitabile tono ironico e sobrio, che lei aveva sempre pensato che i suoi monologhi, quelli che aveva scritto e portato in scena lei, li avrebbe appunto portati in scena solo lei, che ormai non poteva più, ma che le sarebbe dispiaciuto particolarmente che La vedova Socrate, che è stato l'ultimo monologo che lei ha scritto nel 2003, non venisse più visto, e mi ha detto: "Penso che lo possa fare solo tu". Vi potete immaginare come laurearsi col master e tutto quanto, con una grande emozione, e quindi è cominciato questo progetto, che poi è andato in scena proprio nell'estate del 2020, l'estate in cui tra l'altro Franca ha compiuto 100 anni e poi ci ha lasciato pochi giorni dopo. Quindi per me è stato un grandissimo coinvolgimento emotivo, ma anche una grande responsabilità, un grande onore. E purtroppo poi lo spettacolo, che avrebbe dovuto fare credo 50 repliche tra ottobre e dicembre dello scorso anno, si è fermato.
Quindi adesso riprenderlo è una gioia ed è doveroso nei confronti di Franca e di un testo che solo lei avrebbe potuto portare in scena, sempre con questa confidenza con la storia, con i classici, con la filosofia, che nasce da un'immensa cultura, ma anche un senso del palcoscenico straordinario, per cui con Franca vai sul sicuro, anche quando tocca gli argomenti più delicati, più spinosa, ha sempre il passo della grande autrice. E se non posso ballare è un'altra scommessa, il primo lavoro che faccio con la regia di Serena Sinigaglia, con la quale sono anche diventata da poco co-direttrice artistica del Teatro Carcano a Milano, ed è un'idea folle, cioè che parte dal catalogo delle donne valorose di Serena Dandini, dove Serena raccontava una trentina di biografie di donne eccellenti della storia che hanno dato contributi straordinari al mondo e delle quali più delle volte non ci si ricorda. Però siccome il teatro non funziona a raccontare 30 storie, abbiamo pensato di raccontarne 95, cioè adesso forse arriviamo, ora che arrivo in Friuli saranno intorno a un centinaio, una al minuto, per dare proprio fare questa sorta di danza attraverso gli infiniti talenti, ma è proprio questo, è un ricordare queste donne straordinarie senza fare proclami, senza lamentarci, senza accusare nessuno, è proprio il gusto della danza attraverso la bellezza del femminile. Quindi dunque degli spettacoli che parlano a tutti, nascono dall'idea di raccontare delle storie, di portarle a chiunque poi abbia la sensibilità e la voglia di ascoltarle, e finalmente appunto in dei teatri pieni al 100%, questo ci auguriamo. Ce lo auguriamo, ci rendiamo anche conto che magari non è facile per molte persone che giustamente hanno vissuto con grande timore, con paura, con panico questi mesi terribili. Magari non è facile pensare di uscire di nuovo di casa e di chiudersi in un luogo in cui ti trovi seduto accanto a persone che non conosci. Lo capiamo perfettamente, però vi possiamo assicurare, non è che parlo al plurale che sono il Papa, perché insomma ovviamente mi sento parte di una comunità che è quella del teatro, che davvero nei teatri, nei cinema, nei luoghi di cultura sono messe in atto tutte le norme, e quindi c'è protezione, ricambio dell'aria, sanificazione costante. Gli spettatori e comunque chi frequenta questi luoghi non levano mai la mascherina, e quindi è una protezione in più, cosa che magari, senza per carità nulla togliere la gioia di andare a pranzo o a cena fuori, però insomma al ristorante, al bar te la togli per forza di cose. Da noi no, quindi questa è una protezione ulteriore. E poi io credo che la gioia della condivisione, di vivere un momento del genere, oltre che fare bene all'anima, faccia bene anche alle difese immunitarie, perché quando l'anima e il cuore si rinforzano e gioiscono, tutto il nostro organismo si rinforza e gioisce, quindi è anche un po' terapeutico. E direi che questa mi sembra la conclusione perfetta per questa prima puntata del Teatro a Casa Tua. Io ti ringrazio molto, quindi Grazie a grazie te. Bella Costa. E ricordiamo appunto che sarà in Friuli Venezia Giulia con 3 spettacoli: Intelletto d'amore, La vedova Socrate e Se non posso ballare non è la mia rivoluzione. Tutte le date e le informazioni sul nostro sito ertfvg.it. Il Teatro a Casa Tua continuerà sempre il giovedì, sempre alle 18:30, sempre per permettervi di scoprire in anteprima qualcosa in più sugli spettacoli in programma nel circuito ERT. Grazie a tutti e a tutte e buona serata. Grazie a voi.